Aria bollente tra via Bianchi e via Cavalleggeri a Mogliano e non solo per le temperature africane che qui hanno toccato i 47 gradi, ma per il parco fotovoltaico che qui dovrebbe sorgere. Una vicenda che va avanti da mesi e che nei giorni scorsi ha scritto l'ennesimo capitolo con un incontro tra sindaco e ditta che sta elaborando il progetto che non è iniziato molto bene ed è finito ancora peggio. Sì, rammarico che non sono venuti prima a farci vedere il progetto, poi li abbiamo convocati e ci hanno mandato un capo ufficio, non si tratta un comune così. Messaggio più che diretto a Flavio Zanonato, ex ministro ed ex sindaco di Padova, che siede nel CDA della società progettista e che sta insistendo per mettere i pannelli dove oggi è piantato il mais, nonostante il comune abbia offerto delle alternative come questa tra il passante e lo svincolo della 27. Tra l'altro in zone molto più adatte ed idonee, vicino alle autostrade, lontano dalle abitazioni, su terreni che sono anche poco interessanti e non fertili. Ma a quanto pare per la ditta progettista il progetto o si fa qui, alle porte di Mogliano, o non si fa. E ieri sera nell'incontro pubblico è passata la linea della fermezza. Le osservazioni tecniche redatte insieme al professor Campeol mostrano che il progetto scricchiola su molti fronti e innanzitutto sulla localizzazione. Quello è un posto sbagliato assolutamente dove fare un impianto di questo genere. L'impatto paesaggistico ambientale è pesante. Per questo cittadini e amministrazione sono pronti a tutto. Noi faremo guerra su tutti i fronti. Adesso c'è la possibilità fino a fine mese, fino al 31 di luglio, di presentare le osservazioni. Io invito anche i cittadini, le associazioni a farle e diamo anche la disponibilità dei nostri uffici per collaborare, insomma, se ci sono problematiche, e faremo la guerra su tutti i fronti. Abbiamo già allertato gli avvocati perché nella malaugurata ipotesi venga rilasciato il permesso, noi faremo ricorso immediatamente presso il TAR.